qui oggi alla Sala Barbianco in Piana del Cansiglio, alla Fiera Foreste nel Fiera Festival delle Foreste. Oggi appunto l'evento si concentra sul portale del Legno Veneto, la nuova piattaforma per la commercializzazione del legname del Veneto. In programma c'è apertura dei lavori e saluti, c'è la presidente di Confartigianato Imprese Belluno, Claudia Scarzanella. Buongiorno a tutti, grazie per questo momento di condivisione di un lavoro che dura da parecchio tempo e siamo arrivati finalmente al dunque, quindi la piattaforma c'è, è operativa ed è per noi imprese un momento veramente importante perché è una risposta concreta a quelli che sono i bisogni della filiera del legno. Parliamo spesso di necessità, di filiera del legno che non esiste, che è carente e quindi ecco, questa è una risposta fattiva a quelli che sono i nostri bisogni, quindi non potevamo non appoggiare questo progetto e non sostenerlo anche nel corso poi dell'operatività. Quindi ecco, noi davvero auspichiamo che siano numerosi gli aderenti, sia le imprese sia gli enti, proprio per iniziare ad avviare quel percorso di costruzione della filiera indispensabile perché il nostro legno possa essere utilizzato in maniera sostenibile e soprattutto venga valorizzato, perché l'obiettivo ultimo è proprio la valorizzazione del nostro legno, del nostro territorio e quindi per noi imprese questo è fondamentale. Quindi io ringrazio, vi auguro un buon ascolto e auspico che davvero ci sia una risposta forte da parte delle imprese e degli enti del territorio perché è davvero un'iniziativa che può iniziare a seminare quello che è il nostro bisogno e il nostro futuro quindi per il territorio e per tutto il settore del legno. Grazie. Grazie a Claudia Scarzanella. Ora il dottor Nicola Andreghetto ci parlerà della filiera del legno in Veneto e l'importanza della piattaforma digitale e l'analisi dei dati della filiera. Buongiorno a tutti, io sono Nicola Andreghetto di Etifor. Etifor è uno spin-off dell'Università di Padova. Sono qua per presentare alcuni dati più recenti della filiera del legno del Veneto e sottolineare come un portale come quello del Legno Veneto può essere importante per questo tipo di filiera. Quindi in questo breve intervento andrò a presentare i principali punti della filiera, dalla foresta alla produzione di mobili della nostra regione e il ruolo che può giocare il portale all'interno della filiera. E finirò nel mio breve intervento un cenno anche al regolamento UTR per capire che anche in questo tipo di regolamento il portale può avere un'importante funzione. Quindi partiamo un po' dal patrimonio forestale in Veneto. Su questo sicuramente un importante riferimento per i dati del patrimonio forestale, come anche per il resto della filiera, ce lo dà il RAF Veneto. Il RAF Veneto che è stato pubblicato a luglio del 2021, quindi non più di un mese fa. Appunto in Veneto abbiamo più di 412.000 ettari di foreste, 55% fustaie. Buona parte del nostro patrimonio è di proprietà privata, come anche un importante ruolo giocato dalle regole. Circa un terzo della superficie pianificata, la superficie forestale, cioè significa in possesso di un piano di gestione forestale. Secondo l'inventario forestale nazionale, il 91% delle foreste del Veneto non sono disponibili al prelievo legnoso, quindi la materia prima c'è, diciamo. Andando a vedere però i dati di quanti materiale si preleva in Veneto, proviamo a analizzare i dati pre-vaia, perché sappiamo appunto vaia è un evento che ha sconvolto il mercato, ha immesso nel mercato una grande quantità. Quindi possiamo andare a vedere com'era la filiera pre-vaia. Secondo i dati del RAF Italia, che è un altro documento importante per il settore forestale italiano, in Veneto si prelevava circa 400.000 metri cubi ogni anno. Significa che per ogni ettaro si preleva all'anno un metro cubo. Considerando uno stock di biomassa ad ettaro pari di 204 metri cubi, si può dire che i prelievi annuali nella nostra regione sono 0,5% rispetto allo stock di biomasse legnose.
è poco se andiamo a confrontare i dati di altri paesi rispetto all'Austria e alla Francia, che si preleva 3 o 4 volte di più. Quindi regioni, anche se non italiane, ma non come noi, vicine, prelevano di più. E comunque la media del prelievo italiano rispetto al resto del prelievo veneto rispetto all'Italia, diciamo, noi siamo in media. Procedendo lungo la filiera, andiamo a vedere un po' le aziende incluse nel codice Ateco secondo l'Istat specializzate nella silvicoltura e l'utilizzo delle aree forestali. Nel 2018 erano 293. Le iscritte all'albo nel 2019 è un po' di meno, perché hanno meno, perché comunque l'albo è stato istituito nel 2016 e un po' alla volta le aziende si stanno, diciamo, iscrivendo. Se andiamo a vedere gli addetti di questo settore nella nostra regione sono poco più di 480. Ciò significa che la media dipendente per ogni azienda è 1,65, quindi la grande maggioranza di boschive sono ditte individuali, microimprese, e dobbiamo capire che queste ditte boschive spesso si confrontano con realtà ben più grandi di origine straniera, quindi austriaca o slovena ad esempio. Se andiamo a vedere invece le imprese incluse nel codice 16.1, sempre dati Istat, i dati appunto, che parte dai dati della prima trasformazione sono 311. E mentre le imprese incluse nel codice fabbricazione, quindi un attimo dopo, fabbricazione di prodotti in legno e sughero, sono 2653, quindi ne abbiamo di più rispetto ovviamente alle ditte boschive, quindi la filiera c'è, esiste, ma si nota che comunque sono imprese per lo più piccole e se andiamo a vedere dal 2000 in poi queste aziende, i dipendenti di queste aziende e le imprese attive di queste aziende sono in diminuzione. Vi ho portato questo grafico per vedere come sia per quanto riguarda il codice taglio e tiratura del legno e fabbricazione di prodotti in legno, in entrambi i casi dal 2012 al 2018 abbiamo una diminuzione, sia per quanto dipendenti per quanto riguarda il numero delle imprese, in particolare per il appunto taglio e tiratura del legno. Quindi se da una parte abbiamo questo primo anello della filiera che soffre la crisi e possiamo definirlo debole, d'altra parte i numeri della filiera per quanto riguarda i produttori di mobili, ieri sono andato un po' a studiarmi i dati sempre dell'Istat, in Veneto ci sono 2.900 imprese con più di 10 dipendenti, 50.000 dipendenti in totale, il 25% della produzione italiana è veneta, valore dell'export superiori ai 2,5 miliardi di euro. E andiamo a vedere la bilancia commerciale appunto sempre secondo l'Istat, sia dei prodotti di silvicoltura, quindi i primi prodotti del bosco e i prodotti finiti immobili, vediamo come la bilancia commerciale dei primi prodotti, quindi prodotti legname tondo, è fortemente negativa, cioè quindi importiamo più che esportare. Invece è fortemente positivo per quanto riguarda i mobili, come abbiamo un fortissimo export a conto di un import molto limitato. Questo significa che i produttori di mobili del Veneto si vanno spesso, per la maggior parte, a rifornire all'estero. E questo si può vedere anche cosa è successo con Vaia. Perché? Perché se noi andiamo a vedere, questi sono dati italiani, Vaia, sappiamo bene come ha messo sul mercato parte del prodotto grezzo, quindi il tondo, è andato a finire all'estero. Quindi le nostre aziende venete, ma anche trentine, non sono riuscite a valorizzarlo appieno. E qui vediamo il ruolo della Cina come si è andata a inserire come destinazione di tondo italiano, e si può vedere come nel 2018 in poi, l'anno di Vaia, parte appunto del materiale è andata in Cina. La Cina, dobbiamo ricordare che non sta acquistando solo dall'Italia, ma è un player che si sta imponendo anche in altri mercati, come il mercato tedesco e della Repubblica Ceca. La Cina adesso rappresenta il più grande acquirente di legname tondo per la Germania. Quindi, se abbiamo un primo anello della filiera debole, in cui debole sia perché problemi di aree forestali limitate, scarsa meccanizzazione delle nostre aziende boschive, piccole, aziende di prima seminazione piccole che stanno vivendo un periodo di crisi,
e la tempesta Vaia ha mostrato ancora una volta quanto sia debole il legame tra la foresta veneta e il settore, è evidente che c'è la necessità di vendere in generale anche in caso di altri eventi. Ad esempio, sappiamo bene come il bostrico è arrivato anche nelle nostre foreste e quindi è importante riuscire perché poi si può valorizzare anche il legname attaccato da bosco. E proprio in questo tipo di scenario, a nostro avviso, il portale Legno Veneto può avere una grossa funzione nel collegare il primo anello della filiera e le aziende di prima trasformazione e il settore del legno. Quindi il portale, la sua funzione è quella comunque di collegare, vediamo, e proprio vedendo i dati di questo, collegare i vari anelli della filiera, non solo con le aste, ma anche con attività di sensibilizzazione, di promozione di altri tipi di attività sempre connesse alla filiera del settore forestale veneto. Un'altra funzione che io voglio ricordare, e secondo me è molto importante, sia perché come spin-off, ma anche a livello personale, lavoro da tempo su questo settore, cosa può fare anche secondo noi il portale molto importante? Può avere un ruolo nel rispetto del regolamento 995/2010, che sappiamo che obbliga gli operatori che commerciano i prodotti ed essi derivati a rispettare la due diligence, che quindi ogni operatore che commercializza legname deve dimostrare che i suoi prodotti non provengono da fonti illegali. Anche gli operatori che immettono legname nel territorio nazionale devono rispettare questo. Purtroppo questa non si vede bene. Comunque anche, non solo gli importatori, ma anche gli operatori, diciamo, domestici, chi vende legname comunque deve rispettare la dovuta diligenza. Cosa deve fare? Come sappiamo bene, chi quindi immettere legname deve rispettare 3 grandi step, quindi accesso all'informazione, valutazione del rischio, mitigazione del rischio, e il grosso passaggio per chi mette legname è il primo punto, l'accesso alle informazioni. Quindi deve sapere fornire in caso di controllo questi tipi di informazioni, quindi il tipo di prodotto, la specie legnosa, la quantità, la regione e anche l'evidenza rispetto delle leggi, che quindi deve dimostrare sì, io che metto legname nel mercato comunque ho i documenti che mi dimostrano che questo. Quindi cosa può fare il portale per questo? Può appunto per l'acquirente, se voi, come dopo dimostreremo anche a livello operativo, per l'acquirente dei lotti aumenta la facilità di reperire tutti i documenti relativi alla vendita e al lotto acquistato. Quindi se io comunque compro il bosco in piedi, devo comunque, sarò in quel caso operatore, devo comunque dimostrare da dove proviene, quindi sicuramente anche alla lunga una facilità di prendere tutti i documenti. E anche per lo stesso venditore, visto che comunque c'è uno screening, garanzia dei documenti necessari alla vendita siano in regola, perché comunque c'è lo screening appunto della piattaforma. E per il venditore garanzia che l'acquirente, che quindi chi mi acquisti, visto che deve passare uno step appunto del controllo del portale, abbia le carte in regola. In sostanza, un'altra funzione che ha sicuramente il portale è una crescita della trasparenza dell'intera filiera. E quindi, oltre a facilitare i rapporti tra il primo anello della filiera e il resto della filiera, sicuramente può aumentare la trasparenza dell'intera filiera e può anche aiutare gli operatori al rispetto del regolamento UTR. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Nicola. Lasciamo ora la parola al dottor Adriano Zanotelli, che è il direttore dell'Ufficio Promozione del Territorio della Camera di Commercio di Trento, che ci illustrerà quello che è il portale del legno trentino, quindi un esempio per la valorizzazione della filiera del legno. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera dalla Camera di Commercio di Trento. Mi chiamo Adriano Zanotelli, vicino a me c'è la collega Maria Cristina Tomasi e insieme al dottor Claudio Maolina siamo il team di sviluppo del portale del legno trentino. Il segretario generale della Camera di Commercio di Trento mi ha pregato di portare i saluti dell'ente camerale a tutti i convegnisti e ai colleghi della Camera di Commercio di Treviso Berluno, che ci hanno dato, e di cui ringrazio naturalmente, l'opportunità di presentare la nostra attività nell'ambito di questo importante convegno
nell'ambito della Fiera Festival delle Foreste nella zona del Piano di Cansiglio. Il Portale del Legno Trentino nasce nell'ambito di un accordo di programma che la Camera di Commercio di Trento e la Provincia Autonoma di Trento hanno sottoscritto per lo sviluppo appunto di tale servizio. Comprende essenzialmente 4 tipi di attività. Il Portale del Legno, quindi come lo sviluppo del servizio online a supporto della filiera foresta legno in Trentino, la gestione dell'elenco provinciale delle imprese forestali nell'ambito della normativa nazionale su questo tema, ha inquadrato in questo contesto l'attività di organizzazione della commercializzazione di cui la Camera si occupa dal lontano 1996 e un'altra attività che riguarda l'osservatorio del legno, quindi l'osservatorio statistico, economico-statistico dei prezzi del legname sui mercati locali, nazionali e internazionali. Il Portale del Legno quindi nasce in un contesto molto istituzionale e viene gestito dall'ente camerale a supporto dell'economia locale. Prima del 2008, anno in cui diciamo, c'è stata l'evoluzione da un'impostazione meramente tradizionale, e in particolare mi riferisco all'organizzazione della commercializzazione, all'avvio dei servizi digitali, le attività di organizzazione della commercializzazione avvenivano essenzialmente con strumenti tradizionali, quindi il supporto cartaceo, la presenza durante le aste e diciamo così, un approccio del tutto molto molto simile a quello che era l'impostazione che ancora oggi avviene in tanti comuni in Trentino ancora e magari nella zona anche vostra. Nel 2009 abbiamo introdotto il Portale del Legno. Il Portale del Legno che aveva tutt'altra forma grafica, oggi lo vedete in maniera diversa, e si occupava essenzialmente di mettere online le informazioni relative alla filiera a supporto sempre della medesima. In sostanza cosa si faceva? Si pubblicavano i bandi di gara semplicemente così com'erano, nei formati digitali leggibili online, sul Portale del Legno nella sezione vendite. Nel frattempo, dal 2009 al 2017, anno in cui effettivamente abbiamo messo online poi il servizio a supporto della commercializzazione tramite le aste online vere e proprie, naturalmente non siamo stati fermi, abbiamo sviluppato altri servizi, abbiamo introdotto i social network a supporto della comunicazione del Portale del Legno, abbiamo inserito un'importante area legata alla valorizzazione delle aziende e dei loro prodotti naturalmente. Abbiamo anche introdotto la versione mobile del Portale del Legno. È nel 2017 che finalmente, sulla scorta di un pensiero che nel frattempo era emerso nell'ambito dell'attività che noi facevamo con gli enti proprietari, era emerso l'importanza di attivare, e peraltro anche le tecnologie erano mature, attivare il servizio appunto della vendita online. Naturalmente il servizio di vendita online risentiva di una storia che partiva dal lontano 1994, dicevo, in cui perdeva l'avvio dell'attività dell'organizzazione appunto della commercializzazione in provincia di Trento a cura dell'ente camerale e coinvolgeva essenzialmente circa 115 enti pubblici, siamo riusciti a coinvolgere in tutti questi anni, parlo di numero totale assoluto, circa 170 aziende e con una media di gare di attorno al 24-25 gare all'anno. Questo perché con il supporto delle tecniche tradizionali, quindi essenzialmente un'asta pubblica vera e propria, senza il supporto digitale, c'era la necessità di organizzare meglio i mercati locali e infatti un ruolo importantissimo dell'ente camerale che abbiamo sviluppato in tutti questi anni era non soltanto conoscere i singoli ambiti operativi, area per area, valle per valle, ma soprattutto era quello di aggregare l'offerta in mercati locali piuttosto importanti e interessanti appunto per le aziende. Questa è stata un'attività molto importante che ha consentito di partire e di conquistare quel che si vuole dire la fiducia da parte sia degli enti proprietari che vendevano il proprio legname attraverso il nostro servizio, sia da parte delle aziende che vedevano naturalmente creare delle occasioni importanti per loro per approvvigionare appunto della materia prima per la loro linea di trasformazione.
In 22 anni e 6 mesi abbiamo trattato circa 1.700.000 metri cubi di legname, quindi una media di circa 75.000 metri cubi all'anno, che non era tutto il legname posto in vendita per inceneriare, ma noi ci occupavamo in particolare del legname venduto all'imposto su strada. Quindi nella nostra attività non mancava tutta la grande parte di legname venduto in piedi, questo proprio perché erano le regole, noi ci occupavamo essenzialmente di creare dei mercati di legname accatastato. Poi, come dicevo prima, nel 2016 e nel 2017 finalmente prende il via il mercato del legname online, e questo ha portato subito un immediato aumento delle visite sul portale. Adesso vi do qualche numero tanto per parlare appunto dei risultati ottenuti appunto dal portale del Legno Trentino. Nel 2009, quando siamo partiti, avevamo circa 20.000 visite, sessioni di visite all'anno sul portale. Nel 2013 abbiamo raggiunto un picco di 60.000 visite. Nel 2013 era l'anno in cui avevamo organizzato un importante evento che è finito anche sulla stampa nazionale, che era la vendita dei legnami di pregio. Nel 2017 finalmente, quando abbiamo introdotto il sistema di vendita online, il numero di visite si è più che duplicato e siamo passati dai 60-70.000 visite all'anno alle oltre 140-150.000 visite all'anno. Adesso siamo sull'ordine, non abbiamo ancora chiuso le statistiche del 2021 naturalmente, ma stiamo superando tranquillamente le 180.000 visite all'anno complessive su tutto il portale. Parliamo un po' dell'area vendite. Innanzitutto voglio parlare delle caratteristiche del servizio di vendita online attualmente, della sezione del portale che si occupa appunto di commercializzazione del legname. Perché siamo passati appunto da un'impostazione tradizionale dove si vendeva legname all'imposto su strada, cercando di aggregare il più possibile i mercati locali, a un sistema molto più flessibile. Innanzitutto flessibile nel senso che noi non vendiamo e non aiutiamo a vendere solamente legname all'imposto su strada, ma diciamo così l'influenza del portale del legno si è un po' aumentata, passando poi anche alla vendita del legname in piedi, oltre che naturalmente all'altra biomassa, però la biomassa in Trentino è relativamente più scarsa, quindi è meno interessante sotto il profilo del servizio. Naturalmente in modo continuativo, perché avendo un servizio online sia gli enti proprietari che le imprese possono organizzare le proprie vendite, le proprie acquisti in maniera molto più continuativa. Parlo in particolare per le imprese in questo momento: se va male l'acquisto di un lotto, subito dopo si trova la possibilità di aumentare l'offerta per un lotto che viene messo in vendita immediatamente dopo. In questo momento, se voi andate a vedere il portale del Legno, trovate essenzialmente un'asta al giorno. Un'asta al giorno che è dato vi invito appunto a visitarlo, è dato dalla grande scarsità di materia prima che c'è sul mercato, e questo ha destato sia l'interesse da parte delle aziende, ma soprattutto l'interesse da parte degli enti proprietari di mettere in vendita il materiale disponibile per fornire appunto la filiera foresta legno in Trentino, ma anche filiere foresta legno che non appartengono alla nostra provincia. Quali sono le caratteristiche del servizio che hanno consentito poi la riuscita del progetto? La grande l'utilizzazione da parte del progetto da parte appunto dei soggetti sul territorio. Sono caratteristiche di natura tecnica e naturalmente caratteristiche di natura strutturale del sistema filiera foresta legno trentino. Parliamo delle caratteristiche tecniche del sistema. Abbiamo progettato un sistema che è estremamente semplice, e la semplicità non è sintomo o comunque segnale di non segretezza o segretezza, anzi tutt'altro. Abbiamo mantenuto comunque le caratteristiche di integrità e sicurezza del sistema. Abbiamo il nostro portale sulla piattaforma di infocamere, effettuiamo delle prove di quasi un hackeraggio virtuale, in modo che ci consenta di garantire al nostro utente, sia appunto venditore che acquirente, della sicurezza del sistema. Abbiamo un sistema segreto e sicuro in quanto è cifrato. Abbiamo questo sistema che ci consente la cifratura del dato. Quindi in sostanza
un sistema sicuro, affidabile, ma al tempo stesso integro, sicuro, con le caratteristiche appunto che questo sistema deve avere. C'è la seconda caratteristica che è legata più invece al sistema filiera foresta legno. Vi ricordo che in Trentino il 70% della proprietà forestale è in mano agli enti comunali, come beni, come proprietà collettive, alle ASUC, alle regole, e comunque ha un sistema che è molto, anzi è pubblico, vero e proprio, il 30% della proprietà. Nell'altro 30% della proprietà abbiamo grosse proprietà come quella della Magnifica Comunità IFM e altre proprietà private, che però comunque lavorano con modalità molto simili a quelle che adottiamo noi sulla provincia di Trento. Ricordo che comunque il nostro servizio non copre il 100% del legname venduto dagli enti proprietari, l'ho detto prima e lo ribadisco, ci sono enti proprietari che mantengono la loro autonomia, hanno i loro strumenti e vanno avanti sulla loro strada. Noi cerchiamo di fornire il servizio più funzionale possibile, tant'è vero che, come dicevo appunto, il numero degli enti proprietari che si stanno affacciando al sistema, al portale del legno trentino, ultimamente in particolare, è molto aumentato. Allora, questa parte la presenterò un po' io e volevo innanzitutto ricordare che il nostro sistema legno trentino, nella parte che riguarda le vendite di legname in rete, ha ricevuto anche nel 2018 il premio Comunità Forestale Sostenibile organizzato da Lega Ambiente e PFC. Allora, come funziona il nostro sistema? Come diceva prima mio collega Adriano, è un sistema molto induttivo e semplice che finora non ha dato nessun problema né per la gestione da parte degli enti pubblici venditori né da parte delle aziende acquirenti il legname. Allora, un primo step che viene effettuato una tantum è la registrazione, quindi la creazione di un proprio account, che può essere un account in qualità di venditore o di acquirente. Nel momento in cui il venditore effettua la registrazione, poi può iniziare la fase di pubblicazione delle proprie vendite del legname, quindi con la pubblicazione degli avvisi. E questi avvisi, una volta pubblicati e concordati con la Camera di Commercio, che naturalmente va a verificare tutta la documentazione che viene inserita da parte dell'ente venditore, si pubblica l'asta o la licitazione privata, si concorda una data di scadenza e a quel punto parte una newsletter che arriva a tutti gli interessati e quindi alle aziende, che da quel momento in poi possono presentare le offerte sino al momento in cui la vendita scadrà. Al momento della scadenza ci sarà poi un'aggiudicazione con la presentazione di alcuni dati inizialmente parziali che poi l'ente venditore andrà a confermare. Quindi, ripetendo un attimo, dal punto di vista dell'acquirente cosa succede? Succede che si riceve questa newsletter, l'acquirente va a verificare tutta la documentazione e le caratteristiche del lotto e del legname che gli interessano, andrà a compilare la sua offerta online. Alla fine della compilazione online dovrà fare un passaggio, della stampa PDF di questa offerta, apporre marca da bollo, firmarlo con firma autografo o firma digitale, reinserirlo nel sistema e inviarlo online. Quindi diciamo che è un sistema che permette di non muoversi più, di non dover andare più e portare quelle che erano un tempo le buste presso i comuni. Questo sistema è stato utilissimo nel momento in cui è successa la tempesta Vaia. Più di 4 milioni di metri cubi caduti a terra e la necessità di venderli al più presto. Il nostro osservatorio del legno tiene monitorati costantemente questi dati e nel periodo che va dal 1 novembre 2018
nel momento in cui è successa la tempesta Vaia, fino al 31 luglio, sul portale del legno sono state esperite ben 335 vendite di legname, quindi siamo oltre le 100 aste o licitazioni private effettuate in un anno, molto di più rispetto a prima, che erano circa un quarto. Abbiamo in questo momento circa 231 enti venditori, prevalentemente sono, ricordo, enti pubblici, e oltre 250 aziende iscritte al sistema che possono acquistare questo legname. Costantemente teniamo monitorate le nostre vendite e questi dati sono utili sia per noi sia per il servizio foreste della nostra provincia autonoma, e questo ci permette di tenere monitorati quelli che sono stati sia i quantitativi venduti, sia i prezzi a cui il legname viene venduto. È stato fatto un'opera anche di mantenimento dei prezzi anche nei periodi in cui il legname si rischiava di svenderlo. Con il portale del legno abbiamo cercato di mantenere delle quotazioni che fossero sufficienti anche per coprire i costi di gestione degli enti pubblici. E oltre a questo, diciamo che adesso proseguiamo con il nostro monitoraggio anche per quello che sarà poi il post vendita, il post tempesta Vaia, perché in questo periodo abbiamo iniziato anche un monitoraggio su quello che è il bostrico, e quindi anche questo è importante, è un dato importante da tenere monitorato, e tutto ciò lo facciamo attraverso questo semplice sistema del portale del legno, che ci permette di raccogliere questi importanti dati statistici, importanti sia per la Camera di Commercio che per chi in provincia poi dovrà prendere delle decisioni. Ecco, qui finisce la nostra presentazione. Vi ringrazio della vostra di essere stati presenti a questo seminario, anche se purtroppo noi siamo un po' lontani, e vi ringrazio. Lasciamo ora la parola al dottor Antonio Biasi, che è responsabile del settore regolamentazione del mercato e tutela del consumatore della Camera di Commercio di Treviso Belluno, che ci presenterà il portale del legno veneto in tutte le sue operatività. Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui presente anche in questa bella sala di ricoperta di legno che ci accoglie in maniera molto calda, e sicuramente siamo sul tema della materia prima. Allora, il mio compito è quello di presentare effettivamente la piattaforma che, come diceva la Presidente Scazzanella, è già operativa e che trovate all'indirizzo portalelegnoveneto.it. La piattaforma è stata costruita nell'ambito del progetto IT4. Non sto qui a illustrare tutti i 9 partner che vedete qua riassunti nella slide, però l'obiettivo proprio del progetto IT4, che va avanti già da 2 anni, è quello appunto di arrivare a conclusione, e il termine del progetto è il prossimo marzo 2022, con lo sviluppo della piattaforma in tutte le sue esplicazioni. Tra l'altro l'obiettivo ambizioso è quello di arrivare a una gestione digitale delle aste. Ma vediamo nello specifico come è stata costruita la piattaforma e quali sono gli obiettivi futuri. Allora, gli obiettivi del progetto IT4 sono ridurre il gap tra l'offerta e la domanda di materie prime legnose in Veneto. Qui stiamo parlando di legno, ci lamentiamo sempre che l'Italia è povera di materie prime, invece il legno è una materia prima che noi abbiamo tante foreste e dobbiamo ovviamente valorizzare, come hanno detto anche i relatori precedenti. Dobbiamo cercare di riunire in questa filiera
e cercare di portarla anche sui mercati internazionali. L'altro obiettivo del progetto è quello di digitalizzare le imprese della filiera, al fine di aumentare le opportunità di commercializzazione, diminuire i tempi per la burocrazia e tracciare il materiale acquistato e venduto. Creazione di una piattaforma web per la commercializzazione del legname veneto attraverso il sistema delle aste digitali, incentivare la commercializzazione del legname in maniera sostenibile e legale attraverso lo sviluppo della filiera corta. Ancora, gli obiettivi del portale sono favorire l'incontro sulla piattaforma digitale fra la domanda e l'offerta dei prodotti della filiera foresta legno, facilitare l'accesso alle imprese alle gare d'asta svolte da enti pubblici o enti privati, riducendo i tempi e i costi per le imprese. Il portale vuole essere una vetrina a livello globale per il legname veneto, valorizzando le eccellenze dei prodotti locali. Come diciamo, la realtà di fatto oggi ci dimostra, si fa ancora fatica diciamo, ad avere una vetrina unica della filiera e il portale ha questa ambizione: aumentare la commercializzazione dei prodotti e servizi legati alla filiera foresta legno attraverso la pubblicazione di annunci gratuiti per le imprese e anche per i privati cittadini. Creazione di una borsa del legno che possa fotografare in ogni momento la situazione dei prezzi di diversi assortimenti di legname. Vantaggi dell'iscrizione al portale per gli enti pubblici. Enti pubblici intendiamo i comuni, proprietari di foreste, ma anche potrebbe essere il bene dell'agricoltura o comunque tutti gli enti pubblici che nell'ambito della regione Veneto hanno una proprietà boschiva. Questi enti hanno la possibilità di pubblicare gratuitamente sul portale gli esperimenti d'asta dei lotti boschivi. Hanno la possibilità di maggiori ricavi dalla vendita dei lotti grazie a un più ampio ventaglio di imprese che propongono offerte agli alberi. Hanno la possibilità di ricevere la newsletter per rimanere aggiornati sull'andamento del mercato e sulle novità del settore. Ad oggi abbiamo già pubblicato 2 newsletter mensili. L'iscrizione al portale è gratuita e non è vincolante né in questa prima fase né nella successiva delle aste digitali, che verrà conclusa entro il prossimo mese di novembre, ed è possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. Vantaggi dell'iscrizione al portale per le imprese e i privati. Possibilità di ricevere una notifica via mail ogni volta che viene pubblicata una nuova asta. La possibilità di pubblicare annunci gratuiti per la vendita o la ricerca di prodotti o servizi del settore foresta legno. La possibilità di ricevere anche loro la newsletter e visualizzare le notizie relative ad eventi e novità del comparto foresta legno Veneto. La registrazione anche in questo caso è sempre gratuita e non è vincolante, pertanto in qualsiasi momento è possibile annullare l'iscrizione al portale. I dati raccolti non vengono ceduti a parti terze. Ecco come si presenta oggi l'home page della piattaforma. Come vedete, la piattaforma è curata, diciamo, tecnicamente dalla Camera di Commercio, che ha nell'ambito del progetto T4 ha proprio l'obiettivo di gestire la piattaforma e i contenuti in essa contemplati, e poi sostanzialmente la piattaforma si compone di 4 sezioni. Abbiamo visto aste, bacheca delle imprese, borsa del legno e le news. Ora andremo a vedere singolarmente le 4 sezioni. Allora, la sezione aste si presenta con l'elenco delle aste in corso con un pallino verde e di quelle terminate con il pallino rosso. È possibile visualizzare ogni singola asta con i relativi lotti e documenti allegati, nonché la posizione geografica e la fotografia di ogni singolo lotto. All'interno dell'asta sono visibili i contatti di riferimento del funzionario comunale addetto all'esperimento di gara. Quindi in questa parte del portale dedicate ai comuni, noi pubblichiamo tutte le aste in corso e quelle terminate. Sezione bacheca imprese. È presente l'elenco degli annunci dei prodotti e servizi del settore foresta legno pubblicati gratuitamente dai privati e dalle imprese. In questa fase, appunto, questa sezione ospita annunci. Noi non seguiamo l'iter degli annunci, ma semplicemente facciamo sì che questo annuncio divenga pubblico e divenga, diciamo, possa essere consultato liberamente da tutti gli utenti del portale. Come dicevo prima, l'accesso a questa bacheca è consentito sia al privato cittadino che magari vuole vendere magari della legna da ardere,
o anche a delle imprese. Per esempio in questo momento c'è una regola che ha messo un annuncio per la vendita del legname. Ogni annuncio contiene una descrizione del prodotto o servizio, un'immagine del prodotto e i contatti di riferimento dell'inserzionista. È possibile inoltre filtrare gli annunci selezionando i tasti vendesi e cercasi. Sezione borsa del legno, attualmente è in fase di costruzione perché mancano i dati relativi agli esiti degli esperimenti d'asta, ma noi già ci stiamo lavorando con le aste che abbiamo fino ad oggi già pubblicato. Non sono ancora visibili, è un percorso in progress, lo sarà entro la fine dell'anno. In collaborazione con l'Università di Padova stiamo sviluppando le procedure di raccolta dati al fine di avere una fotografia istantanea del mercato del legname veneto e dei prezzi di ogni assortimento. La borsa del legno sarà utile per regolare il mercato, per valorizzare i prodotti della filiera. Anche questo aspetto è un aspetto molto importante che prima non esisteva e che quindi ci dà la possibilità di poter monitorare i prezzi. Ovviamente in questa sezione vengono valorizzati i prezzi delle compravendite che avvengono attraverso le aste. Non vengono valorizzati dei prezzi che avvengono su compravendite che avvengono fuori dal portale. Già comunque il fatto di avere un'evidenza pubblica di un portale che raccoglie questi dati è già un primo passo. Abbiamo sentito il collega Zanotelli della Camera di Commercio di Trentino, loro hanno un'esperienza su questi temi pregressa di 10 anni. Noi siamo arrivati in questo momento con questo progetto IT4 che sicuramente ha questi ambiziosi obiettivi da raggiungere e devo dire che il lavoro fino a oggi svolto ci soddisfa pienamente perché siamo riusciti a realizzare tutti gli step che ci eravamo prefissi. Vedremo alla fine anche dei dati interessanti sulle iscrizioni e anche le visualizzazioni che abbiamo avuto fino ad oggi del portale. La sezione news. Sono elencate le notizie relative a tutto ciò che circonda il settore foresta-legno, in particolare le notizie che hanno risvolto a livello regionale e locale, nonché notizie relative agli incontri o seminari tematici. Per chi desidera è possibile iscriversi al servizio gratuito di newsletter per rimanere aggiornato sulle ultime novità del portale del settore foresta-legno. Anche qui l'iscrizione al portale è distinta dall'iscrizione alla newsletter, quindi volendo uno che magari non vuole ricevere la newsletter può non fleggare la relativa casella oppure fleggarle tutte e due, quindi iscriversi gratuitamente al portale e iscriversi anche alla newsletter mensile. In futuro questa sezione potrà arricchirsi di ulteriori contenuti sull'andamento del settore boschivo forestale e dei prodotti correlati con le partnership che stiamo creando con Bene dell'Agricoltura e con la Regione del Veneto. Come fare per accedere? Si clicca in alto sul tasto accedi, registrati e si apre ovviamente un form. Quindi io mi posso registrare come privato o come impresa oppure come ente pubblico. Riassumendo, l'ente pubblico è quello che diciamo pubblica anche le aste. C'è in atto un coinvolgimento anche per le regole affinché possano usare anche loro il portale e con loro vedremo appunto anche la modalità di miglior utilizzo del portale per la commercializzazione del legno da parte delle regole stesse. Mentre il privato cittadino o l'impresa del settore boschivo o comunque qualsiasi impresa è libera di potersi iscrivere cliccando sopra appunto sulla parte sei un'azienda. A questo punto il form presenta per le imprese private la tipologia di utente, azienda o privato e la completazione dei vari campi. L'iscrizione è automatica e l'account è subito attivo. Mentre per l'ente pubblico la modalità di iscrizione è leggermente differente, c'è sempre un form da compilare con un nome del funzionario comunale che è addetto alla piattaforma e che in futuro sarà addetto anche all'uso della cabina di regia per l'uso delle aste digitali. Alla conferma, all'invio di richiesta, segue un'avvenuta registrazione entro 48 ore tramite mail della convalida, perché come Camera di Commercio poi ci interfacciamo con l'ente pubblico e avalliamo questa richiesta di inserimento dati.
l'ente pubblico poi vuole inserire in questo momento un'asta. In questo momento siamo nella fase di inserimento di aste vetrina, quindi comunque diciamo con una vecchia gestione del bando in modalità cartacea, con l'arrivo delle buste in modalità cartacea, però pubblicizziamo comunque queste aste. Ne abbiamo già pubblicizzate una decina, e già il fatto che il portale pubblicizzi queste aste dà comunque, diciamo, un luogo digitale unico su cui si riescono a vedere tutte le aste attualmente in corso. Il portale delle aste appunto è cliccabile dall'ente pubblico, e i vari form danno la possibilità di poter inserire le aste con i lotti, le quantità, l'inizio dell'asta, la data di scadenza per la presentazione delle offerte, la visibilità e le azioni conseguenti. Poi appunto nei dettagli dell'asta è possibile mettere la geolocalizzazione, le foto dei lotti in piedi oppure bordo strada oppure direttamente del bosco. E quindi in questo modo anche l'asta viene, diciamo, resa più fruibile al pubblico e alle imprese che vogliono visionare i singoli lotti. L'ente pubblico che vuole pubblicare l'asta, una volta che si sarà logato, dovrà poi entrare nel dettaglio dell'asta attraverso un form specifico, cliccando su aggiungi e cliccando sul nuovo lotto. Ovviamente poi dopo ci sono tutta una serie di dettagli che descrivono il lotto, il soggetto proprietario del lotto, le modalità di vendita, il tipo di ripresa, la tipologia di assortimento del lotto, la quantità netta, il prezzo a base d'asta e altre caratteristiche del lotto. Ovviamente qui si può anche mettere una descrizione e alla richiesta di pubblicazione seguirà un controllo formale e di contenuti da parte dell'amministratore di sistema e una risposta entro 48 ore che poi appunto darà luogo alla pubblicazione dell'asta. Quando viene pubblicata l'asta, tutti quelli che si sono iscritti al portale ricevono una notifica in automatico che l'asta è stata pubblicata. Ora andiamo a vedere la sezione degli annunci, che è appunto riservata alle imprese e ai privati cittadini. Annunci di tipo gratuito, e si clicca su area riservata, si clicca su nuovo annuncio e qui ho la possibilità di inserire il titolo, la data, il tipo di annuncio, la sua visibilità. Vediamo nel dettaglio appunto i dettagli dell'annuncio. Quindi ho un form tipo Word che si apre, ho la possibilità di poter mettere una descrizione, ho sicuramente lo spazio riservato al prezzo di vendita che a cui voglio vendere i miei prodotti. Ho la possibilità in basso a sinistra di caricare delle foto, anche più foto, per rendere visibile il mio prodotto. Ho la possibilità di salvare il mio annuncio in bozza, magari e riprenderlo magari il giorno dopo, 2 giorni dopo, perché magari voglio aggiungere un'ulteriore foto oppure voglio mettere degli ulteriori dettagli nella descrizione. A quel punto col tasto richiedi pubblicazione viene inviata in automatico una alert all'amministratore di sistema che farà una verifica semplicemente formale del contenuto dell'annuncio, che sia appunto un annuncio inerente ai prodotti del legno e sui derivati, insomma, e quindi siano attinenti ai contenuti del portale. A quel punto la pubblicazione viene resa visibile a tutti e quindi sarà pubblicata sul portale nell'home page nella sezione annunci. Non ci sono vincoli, quindi anche un'impresa può inserire più annunci contemporaneamente. Ovviamente alla data di scadenza che viene inserita, l'annuncio poi il giorno successivo viene tolto in automatico dalla visibilità. Ecco, allora vediamo a questo punto, iniziamo ad elaborare i primi dati. Il portale è stato pubblicato a gennaio di quest'anno, quindi abbiamo fatto un'analisi del primo semestre e abbiamo ad oggi 110 utenti registrati. Di queste 110, 75 sono imprese proprio del settore silvico-forestale, di cui il 61% di prima lavorazione, 19% di seconda lavorazione, 4% di entrambe le 2 lavorazioni e il 16% di aziende che svolgono altre attività inerenti alla filiera del legno. Abbiamo 16 enti pubblici proprietari boschivi,
di cui 9 della provincia di Belluno, 5 della provincia di Treviso e 2 della provincia di Vicenza, e 19 privati iscritti. Questi sono i dati di visibilità del portale grazie a Google, e quindi dal grafico evidenziamo che nel primo semestre del 2021 ci sono stati 605 nuovi utenti per un totale pari a 615 utenze. Gli utenti unici di ritorno, ovvero quelli che hanno frequentato più volte il sito, sono ben 160. La durata media del coinvolgimento per sessione è pari a quasi 3 minuti, quindi molto alta, quindi vuol dire che è gente che è andata dentro il portale in tutte le sezioni, è andata a vedersi i dati. Il totale delle visualizzazioni nel primo semestre delle pagine del portale ammontano a 11.118. Quindi questo ci dà l'evidenza reale di quanto le aspettative che c'erano su questo portale del legno siano effettivamente, come dire, corrette, e su quelle che è appunto lo sforzo del portale, essendo a regime, di poter raccogliere su un'unica piattaforma digitale quella che è la compravendita di legname per tutta la regione del Veneto. Ecco un po', abbiamo messo, diciamo, nelle slide un esempio di newsletter, la numero 1 che è uscita appunto ad agosto 2021, poi è uscita la 2 ora a settembre, e il prossimo mese siamo già pronti con il numero 3. Quindi, come si diceva, la newsletter è gratuita, c'è l'utente non registrato che spunta appunto il flag quando si va a registrare, mentre l'utente già registrato accede direttamente al portale e flag la relativa newsletter. La newsletter viene mandata via mail a tutti gli iscritti mensilmente all'inizio del mese. I contatti di riferimento sono ovviamente quelli della Camera di Commercio, c'è il dottor Fabio Bozzola che sta lavorando sulla piattaforma e sta sviluppando l'ultimo modulo, quello delle aste digitali, che consentirà ai comuni di abbandonare definitivamente il cartaceo, quindi non verranno più fatte aste con presentazione di buste e documenti cartacei, ma verrà sviluppato tutto sul portale, e con un risparmio di tempo e anche di risorse sia da parte dei comuni ma sia anche delle imprese che partecipano a queste aste. E poi ci sono i miei riferimenti di contatto. Grazie per l'attenzione. Grazie al dottor Biasi per l'intervento. Lasciamo ora la parola a Bertu Dali, che è ricercatore per il Dipartimento TESA dell'Università di Padova, che ci fa il punto sul futuro e gli sviluppi della Borsa del Legno in Veneto. Buongiorno a tutti, sono Alberto Dali del Dipartimento TESA dell'Università di Padova, e assieme ai professori Stefano Grigolato e Paola Gatto siamo quel team del Dipartimento che è coinvolto all'interno del progetto IT4 e adesso dello sviluppo della piattaforma del legname in Veneto. La mia presentazione si articolerà in tre parti. Guarderemo prima lo stato attuale di quello che sono il mercato, i prezzi del Veneto e come siamo arrivati a questa situazione, quali esempi di dati invece dopo potremo trarre dalla borsa del legno e quali sono le informazioni, e dopo daremo uno sguardo appunto a quelli che sono il futuro e gli sviluppi e quali opportunità che ci attendono da questa sezione qua. Lo stato attuale appunto è quello di una carenza informativa che insomma c'è sempre stata ed è stata evidenziata appunto anche dall'ultimo rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Veneto, che come ha detto il dottor Andrighetto prima è stato presentato a questo luglio. Nella sezione 5 riguardante i prodotti legnosi sono citate appunto le imprese della trasformazione, la certificazione forestale, i prezzi del legname ad uso energetico e quelli del pioppo, ma non c'è una sezione che riguarda il tontame dove sono gli assortimenti. Quindi esiste effettivamente un vuoto, una carenza informativa. Non è che questi dati non ci sono, manca esattamente un collettore, perché è appunto il ruolo che il portale IT4 e dopo la borsa con il ruolo di sintesi si vuole prefiggere. Appunto la sezione della borsa del legno, come ci ha illustrato poco fa anche il dottor Biasi, è una delle 4 sezioni che compongono il portale. Il Dipartimento TESAF in questo ha messo insieme varie competenze che potremmo riassumere così: ci sono degli aspetti economici di policy,
che appunto è curata dalla parte economica, e ci sono degli aspetti tecnologici che sono legati all'utilizzo della materia prima. E quindi ci sono all'interno della filiera alcuni attori come proprietari forestali che sono presenti in forma diversa all'interno della regione, ci sono punti comuni, le regole privati, che sono più interessati e vengono più trattati secondo aspetti economici di policy, ma come anche il mercato, che in questo momento qua, come forse più nel passato, è molto frammentato, è molto esposto, è molto variabile. Gli aspetti tecnologici invece riguardano di più le imprese di utilizzazione, le imprese della trasformazione, mentre dopo ci sono invece una zona grigia che prende una e l'altra, che riguardano più la gestione del patrimonio forestale e tutto quello che riguarda il consumatore finale, che spesso non viene menzionato ma fa anche esso parte della filiera. Il consumatore finale forse è l'attore che viene impattato di più alla fine. Il ruolo della piattaforma, in particolare quello della borsa, è appunto fare un attimo in sintesi, fare un attimo unione e tenere insieme questi pezzi che compongono la filiera. Appunto la borsa in legno è la soluzione, garantisce una migliore trasparenza del mercato riportando le informazioni sui prezzi, le quantità, le specie commercializzate e gli assortimenti in vendita, ci permette di visualizzare l'andamento di queste informazioni nel tempo e dopo diventa un ottimo strumento per osservare il mercato e per fare delle previsioni anche seguendo l'andamento corrente. Adesso vi riporto alcuni dati che attraverso il progetto sono stati estrapolati dal portale di Legno Trentino, della Camera di Commercio di Trento, per fare un attimo vedere quelli che sono alla fine e quelli che saranno i dati di sintesi che verranno riportati dalla Borsa del Legno una volta che sarà attiva e sarà popolata di dati nelle aste. Vi faccio vedere ad esempio che per le vendite dell'abete rosso in piedi, appunto nel periodo post vaia abbiamo avuto una forte decrescita dei prezzi con addirittura un blocco delle vendite durante il primo lockdown all'inizio del 2020, dopo con una forte ripresa e con dei quantitativi anche veramente maggiori. Se notate, la scala del volume venduto arriva fino agli 80.000 metri cubi, ma nel febbraio 2019 ne sono stati venduti più di 400.000 e poco dopo si è replicato nel mese di marzo con 150.000 metri cubi, per cui ci stiamo misurando veramente con delle scale di materiale venduto delle quali non avevamo idea, non avevamo esempio di questa portata qua. Anche se nell'ultimo periodo, nell'agosto di quest'anno, si è registrato un leggero calo dei prezzi per quanto riguarda l'abete rosso in piedi. Un discorso analogo si può fare anche per quello venduto su strada, quindi già fatto nei suoi assortimenti, già depezzato e quindi con un valore medio più alto rispetto al tonname grezzo in piedi. Anche qui c'è stato un blocco delle vendite all'inizio del 2020, ma in realtà è durato molto poco perché erano presenti già degli stock presenti e tagliati in precedenza che sono stati semplicemente venduti in seguito. Anche qui comunque dopo varie abbiamo avuto un calo dei prezzi che però si è avuto in ripresa, si è ripreso anche qua dopo nell'autunno scorso. Anche qui nell'agosto di quest'anno abbiamo registrato, è già stato registrato un calo dei prezzi. Un altro dato interessante che si potrà estrapolare dalla borsa del legno è quello riguardante la ripresa dei lotti venduti, quindi l'origine dei lotti venduti. Anche qui prendiamo un attimo ad esempio il portale del Legno Trentino. Se noi andiamo a vedere la tipologia di ripresa che ha caratterizzato i lotti venduti dal settembre 2017 ad oggi, vediamo che fino a vaia praticamente l'utilizzazione che veniva fatta era su lotti ordinari, quindi con della pianificazione forestale e che dovevano cadere al taglio nel periodo. Dopo vaia l'utilizzazione ordinaria è stata abbandonata a favore dell'utilizzazione degli schianti, del materiale che era presente a terra. Possiamo osservare invece che dal novembre del 2020 è iniziato a entrare sempre più sul mercato legname proveniente da attacchi di bostrico e quindi da questo spolitide, questo insetto che prolifera sul materiale fresco schiantato e che dopo è andato ad attaccare anche materiale fresco che era ancora in piedi. Questo per quanto riguarda la borsa di Trento. Per il Veneto abbiamo dei dati? Sì, c'è qualcosina che abbiamo raccolto, abbiamo sintetizzato, non ci sono dei dati puntuali per tutti i mesi, per cui è stato più facile organizzarli in trimestri, però questo è l'andamento che noi abbiamo ritrovato. Questi dati sono stati raccolti sempre nell'ambito del progetto ITFOR
e che vedranno la luce in un report nei prossimi mesi, anche a conclusione dell'esperienza dello sviluppo della piattaforma, ma possiamo osservare che in realtà avevamo un andamento abbastanza stabile dal 2015 fino a Vaia. Dopo Vaia abbiamo anche noi avuto in Veneto delle vendite di quantitativi esorbitanti, fuori scala decisamente. Qua la scala massima arriva ai 9.000 metri cubi e tra la fine del 2018 e del 2019 sono stati venduti decisamente dei quantitativi fuori scala, anche noi raggiungendo nel primo trimestre 2019 quantitativi superiori ai 400.000 metri cubi, ma anche dagli ultimi dati presenti anche sul portale si è visto come il prezzo del Tondan in Veneto sia risalita, anzi stia superando quelli che erano i livelli pre-Vaia, cosa che non era successa o che non succede spesso nel vicino Trentino. Parliamo quindi un attimo di futuro. Come è già stato ripetuto all'interno di questo seminario, di questa conferenza, cos'è che dovrebbe garantire la borsa e assieme alla piattaforma? Una maggiore trasparenza per quanto riguarda il mercato e una minore asimmetria informativa sia da parte dei comuni, sia da parte delle istituzioni, sia da parte degli enti di ricerca. E quindi significa dopo avere una disponibilità di dati e di relative analisi su un insieme di informazioni alla quale prima si stentava ad avere, e quindi dopo avere appunto colmare questa simmetria informativa per quanto riguarda le quantità, i prezzi, ma anche le specie legnose commercializzate, e dopo tutto quello che si sviluppa lungo la filiera legnosa a partire dagli operatori, da luoghi di destinazione, e quindi si spera anche nella definizione di nuove filiere. Quelli che sono gli sviluppi che possiamo sperare sono possibili collegamenti con i portali delle altre regioni del nord-est che si stanno sviluppando, come quello della vicina Friuli Venezia Giulia, o come quello già appunto operativo del Trentino, e con i portali nazionali dei quali si parla adesso sulle riviste e sui canali di settore. L'opportunità che ci viene data attraverso la piattaforma, ma attraverso la borsa, è quella di educare il consumatore a una cultura del legno tramite una comunicazione adeguata, che significa scegliere gli assortimenti giusti per il determinato lavoro, per la costruzione di determinati pannelli, per le travature, per le costruzioni, per l'edilizia in legno. Significa appunto educare il consumatore, ma anche tutti gli altri operatori lungo la filiera. E quindi lancio un ultimo richiamo. La borsa quindi si prefigura come uno strumento indispensabile assieme alla piattaforma per gettare le basi per questo futuro del mercato del legno in Veneto, e di cui sicuramente ne andranno a giovare tutti gli attori lungo la filiera. Questo sembra il messaggio da lanciare con questo strumento qua, per il quale l'università si sta spendendo e si spenderà in futuro per popolare questa sezione. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione. Questo evento sarà poi riportato online sul portale, quindi sulla piattaforma del portale Legno Veneto. Grazie per l'attenzione a tutti e buona giornata.